Buonasera a tutti. Il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Roberto Pinton, porterà i saluti. Vabbè, rapidissimo. Buonasera, come dice il Papa Francesco appena eletto, ma io voglio ringraziare prima di tutto Alessandro Barbero per essere qui con noi stasera e ringraziare anche l'Università Popolare, Francesca Medioli, per aver promosso questo incontro. La ringrazio anche perché naturalmente per il ruolo che avrà anche nel dialogare con il nostro relatore e Andrea Zanini, professore di storia del nostro Ateneo. Allora, da università popolare a un'università nata per volontà popolare, anche lì ci fu una rivolta, ma insomma non così sanguinosa, in effetti poi siamo qui a raccontarla. La soddisfazione di poter anche nella nostra attività offrire ai cittadini, alla cittadinanza, al nostro territorio, come si usa dire, eventi di questo tipo. Quindi per noi è un piacere, un onore, ma è anche un piacere poter condividere con tutti voi questo evento. Quindi io veramente la chiuderei qui, auguro un buon divertimento a tutti e sono sicuro che poi avremo anche modo di scambiare qualche parola con il professore. Grazie a tutti e buona serata. La Presidente dell'Università Popolare, professoressa Francesca Medioli. Grazie e buonasera. Io sono Francesca Medioli, sono la Presidente dell'Università Popolare e stasera ospitiamo Alessandro Barbero, un amico dal anno domini 1990, quando ci trovammo a un certo convegno al Lido degli Estensi, fine settembre, una cosa serissima, medievistica, eccetera, e poi ci guardammo una sera e dicemmo: ma c'è un certo film nuovo, lo andiamo a vedere? Sì, dai. Ed era Pretty Woman. Ecco, stasera parleremo di cose serie, parleremo di rivolte popolari. Prima vorrei però ringraziare l'Università di Udine, il rettore, il prorettore e chi ci stanno ospitando in questa sede. Vorrei ringraziare il Comune di Udine e vorrei ringraziare la Fantoni SPA che ha adottato la conferenza Barbero. Vi leggo cosa dice Alessandro di se stesso. Nato a Torino nel 1959, dopo la laurea in lettere moderne conseguita nel 1981, ha seguito il corso di perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dal 1981 al 1984, con successivo conseguimento del titolo nel 1987. È stato ricercatore di storia medievale all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata dall'84 al 98, professore associato di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale dal 98 al 2003, professore ordinario di storia medievale nella stessa università dal 2003 al 2024. E adesso viene la parte interessante. Dal 1983 al 2024 ha pubblicato 25 volumi scientifici, 7 volumi divulgativi, 150 articoli scientifici, 36 recensioni e notizie, in grande maggioranza di storia medievale. Ha curato 5 atti di congressi e un catalogo di mostre. Traduzioni delle sue opere sono apparse negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Svezia, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Turchia, Brasile, Messico, Giappone e adesso Cina. Può bastare? Dal 1 novembre 2004 ha partecipato in qualità di redattore a
1 novembre 2024 ha partecipato in qualità di relatore a 101 convegni scientifici. Ha collaborato a lungo con le pagine culturali della Stampa, del supplemento Tutto Libri, programmi culturali RAI, Superquack e RAI Storia, Il Tempo e la Storia. Attualmente collabora con i programmi culturali della 7. Ecco, questo è quanto Alessandro dice di se stesso. Quindi grazie anche a Vicino Lontano con cui abbiamo iniziato una collaborazione e diamo inizio alle danze. Solo una cosa. No, Francesca, ci tenevo solo a precisare che io ho detto quello perché me l'hanno chiesto, non è che altrimenti sarei andato in giro, però mi hanno chiesto i dati. Va bene, allora, ladies first. Comincio io? Allora, vorrei dire che, come premessa, questo è il libro che tu hai pubblicato nel 2023, un titolo un po' criptico, Allarme, allarme, i priori fanno carne. Non ha un sottotitolo esplicativo come Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento per i formaggi e i vermi, anche se è nella stessa zona agroalimentare. Questo è un libro che parla di rivolte nel Medioevo. La prima è la Jacquerie del 1358 in Francia, poi il tumulto dei Ciompi 20 anni dopo, 1378 a Firenze, l'insurrezione inglese del 1381 e la rivolta dei Tuchini nel 1386 nel Canavese. Ma le rivolte popolari sono state molte di più, e non solo nel tuo periodo, nel Medioevo. Vorrei sapere come è nata questa idea di questo libro, perché hai scelto queste 4 in particolare e come ti rapporti con la grande tradizione di chi ha studiato queste rivolte popolari. Penso a Gaetano Salvemini, penso a Nikolai Petrovich Ottokar. Ecco. Ma dunque, magari, dato che l'hai citato e hai detto giustamente che è un titolo criptico, comincio con lo spiegare il perché del titolo di questo libro, Allarme, allarme, i priori fanno carne. Avrebbe potuto intitolarsi Rivolte popolari del Medioevo, ma voi sapete che quando si pubblica un libro se ne discute anche con l'editore e l'editore è particolarmente sensibile al fatto che il titolo possa risultare in qualche misura stuzzicante per chi prende il libro e lo guarda e non sa. Ecco, chi prende questo libro magari non sa di che cosa parla perché il titolo non lo chiarisce, però indubbiamente può restare stupito. In realtà è una frase che viene dritta da una cronaca che racconta una delle rivolte che sono oggetto di questo libro, la rivolta dei Ciompi a Firenze. È una frase che nel fiorentino dell'epoca significa, allarme, allarme, lo capite tutti, anche se all'epoca naturalmente loro l'avrebbero scritto, se avessero avuto l'apostrofo, lo avrebbero scritto con l'apostrofo, perché voleva proprio dire letteralmente prendete le armi, in un'epoca in cui i cittadini di un comune tendenzialmente erano inquadrati militarmente per la difesa della città, per la difesa del regime e avevano le armi a casa. I priori sono il governo del comune di Firenze e fanno carne, nel fiorentino di allora significa ammazzano la gente, fanno i macellai sostanzialmente. E questa frase mi dilungo un po' su questo, però perché veramente appunto altrimenti sembra una cosa criptica. Cosa succede? Succede che a Firenze nell'estate caldissima, bollente del 1378 c'è molto malessere, c'è molto malcontento. Il governo dei priori riceve delle denunce che parlano del fatto che nei quartieri popolari, nei quartieri abitati dagli operai dell'industria tessile, non solo c'è malcontento,
ma ci sono dei caporioni che stanno organizzando una rivolta. Anzi, la rivolta è già decisa, scoppierà domani mattina. A questo punto è notte, i priori fanno rapidamente arrestare alcune persone i cui nomi sono stati fatti. Fanno arrestare alcune persone in segreto, senza che lo sappia nessuno, le fanno portare al Palazzo Vecchio, sede del governo, e cominciano a interrogare questi arrestati, ovviamente torturandoli per farli parlare. Il tutto nottetempo e in segreto, senza che lo sappia nessuno. Credono loro. Ma invece nel palazzo c'è una persona che non doveva esserci, e cioè l'orologiaio che stava aggiustando l'orologio del palazzo civico. Siamo nel Medioevo, ma ovviamente l'orologio l'hanno già inventato, in tutte le città sulla torre civica o sulla c'è l'orologio, è un meccanismo complicato, un marchingegno che si guasta sempre, c'è l'orologiaio che lo sta aggiustando, l'orologiaio è un artigiano, è uno del popolo e sente che sta succedendo qualcosa, sente urlare quelli che vengono interrogati, capisce che il governo ha scoperto questa congiura e si precipita fuori dal palazzo chiamando la gente a raccolta. Allarme, allarme. Il testo continua: armatevi, buona gente, o sarete tutti morti. I priori fanno carne. Ecco. E questo fa scattare in realtà la mobilitazione popolare. Quindi questo per quanto riguarda la spiegazione del criptico titolo. Io non mi sono mai occupato da studioso, da vicino, delle grandi rivolte medievali che tanti colleghi hanno studiato, appunto in Francia, in Inghilterra e a Firenze. Ho invece studiato una rivolta più piccola, che è la quarta che racconto in questo libro, che ovviamente nessuno di voi avrà mai sentito nominare, mentre la Crudel Zobbia Grassa l'avete sentita nominare tutti, e invece la rivolta dei Tocchini nel Canavese no, ma sapete, gli avvenimenti storici non sono interessanti solo quando sono grandi e coinvolgono un sacco di gente e vaste regioni, possono essere interessantissimi da studiare anche quando sono cose minime, micro storie, no? Ecco. Quindi quella io l'ho studiata. Poi mi è capitato di venire invitato a fare delle conferenze e di dover trovare degli argomenti per delle conferenze. In particolare al Festival della Mente di Sarzana hanno la bella abitudine di chiedere a alcuni di quelli che intervengono di fare 3 conferenze in serie, venerdì, sabato e domenica, su un argomento che sia in qualche modo congiunto. Ed è così che a un certo momento, dovendo trovare 3 argomenti, io mi sono detto: guarda, le grandi rivolte medievali, io ho studiato questa piccola rivolta dei Tocchini del Canavese, però ne so abbastanza. Forse farei meglio a chiarire una cosa del nostro mestiere. C'è un'enorme differenza nel nostro mestiere fra le cose che hai studiato tu e quindi hai messo le mani tu nei documenti. Ti sei chiesto tu, ma cosa c'è di interessante da capire? Cosa c'è che i colleghi che hanno studiato queste cose prima di me non hanno capito e io che sono più bravo invece riuscirò a tirar fuori? Questo è quello che ci spinge sempre in qualunque ricerca. E quando tu metti le mani nei documenti, decidi tu cosa c'è da scoprire, ti poni tu le domande e arrivi tu alle risposte, hai l'impressione di conoscere quell'argomento in modo viscerale. Poi arriva sempre qualcuno che lo conosce meglio di te in futuro, naturalmente, ma questo è il nostro destino. Poi ci sono gli argomenti che non hai studiato tu, ma che conosci perché altri li hanno studiati e tu hai letto i loro libri, i loro articoli e ti sei impadronito della questione così come la nostra professione la vede nell'insieme, no? Ecco, su questo secondo tipo di conoscenza uno può fondare una conferenza divulgativa, una lezione, perché lì si tratta di raccontare, anche se non sono cose che hai scoperto tu, ma tu sai che gli storici nel loro insieme su quell'argomento hanno tirato fuori un sacco di cose interessanti e tu ti prendi l'incarico di raccontarle. Io questo ho fatto in quelle conferenze e questo ho fatto in questo libro. Ho raccontato 3 grandi, memorabili e conosciutissime rivolte popolari del Medioevo che non ho studiato direttamente, ma che a questo punto
Poi non è neanche vero, perché sono anche andato a rivedermi le fonti, naturalmente, perché quello è il nostro vizio. Però senza pretendere di aggiungere chissà cosa di nuovo. Uno quando mette le mani nelle fonti, in questo caso cronache. Capite cosa vuol dire cronache? Un uomo, sono sempre maschi, un uomo dell'epoca che sa di aver assistito a qualche avvenimento straordinario e pensa questa cosa bisogna che sia ricordata. Bisogna che in futuro la conoscano. Io l'ho vista, io la racconto, no? E allora in questo caso io certo che ho messo le mani nelle fonti, ma alla ricerca di cose divertenti da raccontare, mettiamola così, ecco, fondamentalmente, non ponendomi problemi nuovi. Invece la quarta, quella dei Tuchini, è una cosa che ho studiato io e su cui mi sono fatto delle idee. Ecco, quindi così, molto terra è questa l'origine di questo libro e quindi capite anche del tema del nostro incontro di stasera. Grazie. Hai citato la Crudel Zobbia Grassa, allora ripartirei da questo perché un piccolo, come si può dire, primato che ha la nostra città è che fu il teatro di quella che dovete essere con ogni probabilità la più grande rivolta rinascimentale. Siamo nel 1511, due fazioni nobiliari, Strumieri e Zamberlani, si scontrano, viene coinvolto il popolo, scorrono i fiumi di sangue sulle strade, sull'acciottolato di Udine. Ecco, l'impressione, lavorando sulle rivolte popolari, direttamente o attraverso anche lo strumento della storiografia, che per carità è parte comunque integrante del nostro lavoro, è che spesso dietro, come potremmo dire, la vernice delle rivolte popolari troviamo la realtà della strumentalizzazione popolare, come cioè se le classi popolari, almeno fino al Settecento o all'Ottocento, fossero in qualche maniera non carne da macello ma carne da rivolta, ecco. Ti sembra che sia uno schema un po' troppo schematico oppure ti riconosci in questo tipo di osservazione? No, secondo me è uno schema troppo schematico e anche ideologico. Quando dico ideologico voglio dire che, ma lo potete ben capire tutti immediatamente, parlare delle rivolte popolari nel passato non è come ragionare sui cambiamenti delle tecniche agricole, supponiamo. E cioè uno di quegli argomenti in cui è possibile ed è anche probabile che lo studioso abbia un suo coinvolgimento emotivo e ideologico, politico. Certamente è stato così fino a tempi recenti, forse è così ancora adesso, ma in passato sicuramente lo studio delle rivolte popolari è stato prigioniero di questa alternativa. Si è cominciato a studiarle seriamente soltanto nell'Ottocento e non a caso uno dei primissimi autori che si sono occupati di studiare rivolte popolari del passato si chiamava Friedrich Engels, che fra le altre cose passava il tempo a scrivere il manifesto del Partito Comunista insieme a Marx e però studiava anche, per carità Engels faceva di tutto, ha anche scritto durante le guerre di indipendenza un famoso articolo in cui diceva no, ma se gli austriaci vogliono sconfiggere gli italiani devono passare da Caporetto, è evidente. E questo Engels lo scrisse nel 1866, credo, o 59, ecco, comunque. Engels studia le rivolte popolari e dopo di lui tutta una storiografia di impronta marxista, studia le rivolte popolari del passato nella convinzione, che è uno dei fondamenti della visione marxista della storia, che il grande motore dei cambiamenti nella storia umana sono i conflitti nel mondo del lavoro, sono i conflitti legati allo sfruttamento del lavoro, il conflitto fra i lavoratori e i padroni, la lotta di classe. E dunque la lotta di classe, che per gli studiosi marxisti tra 8 e 900 è una realtà che loro vedono nel loro mondo ovviamente, e è dominato dal problema della lotta di classe, la storia dell'8 e 900. Gli storici marxisti dicono ma in passato possibile che non ci fosse? Ma certo che c'era anche in passato. E partono quindi un po' dal presupposto
che le grandi rivolte, anche se non sono diventate rivoluzioni, perché voi capite, quelle che noi chiamiamo rivoluzioni sono quei movimenti che sono riusciti a ribaltare il mondo. E invece noi chiamiamo rivolte dei movimenti che non ci sono riusciti. Dal punto di vista marxista non ci sono riusciti per tanti motivi, ma non che non volessero farlo. Ecco, c'era la lotta di classe, c'era la volontà di cambiare il mondo. Molto ideologico, detto così, ho schematizzato un pochino, ma insomma, in linea di massima, anche quando fatta da studiosi molto intelligenti, e ce n'erano tanti, c'era però sempre un po' questo presupposto: voglio trovare quello, voglio trovare la lotta di classe, la coscienza di classe nei contadini medievali che si ribellavano. Altrettanto ideologica era la risposta di una storiografia che potremmo chiamare borghese, che aveva come chiaro progetto quello di dar torto ai marxisti e che di conseguenza già a priori sapeva che quei poveracci, quegli analfabeti, quegli ignoranti dei popolani del Medioevo, ma figurati se potevano avere in mente delle idee chiare, figurati se potevano avere dei progetti precisi, ma figurati, erano rivolte dettate dalla fame, dal panico, non capivano niente, e quando c'era un qualche ordine in questi movimenti popolari è perché i nobili, le fazioni nobiliari, i partiti politici li manovravano, li sobillavano e li dirigevano. Io mi ricordo proprio nel caso dei Tuchini del Canavese, un grande storico dell'inizio del Novecento piemontese, il Gabotto, che dice certo, perché anche allora, ma chiaramente lui pensava agli agitatori socialisti e ai sindacalisti dell'inizio del Novecento, e quindi dice no, certo, ci saranno stati i soliti sobillatori che davano da bere ai rozzi e incolti montanari le solite fole di eguaglianza, dice, ecco, queste cose qua si dava per scontato, insomma, no? E io credo che oggi, appunto, dopo queste ubriacature ideologiche, anche se ognuno di noi ha le sue preferenze, e io non nego che quando vedo dei rivoltosi medievali di cui è evidente che hanno le idee chiare e sanno cosa vogliono, e io sono molto contento, questo non posso negarlo. Dopodiché però si vede nelle fonti. Però movimenti popolari, agitazioni popolari, sommosse, ce ne sono state tantissime. Non c'è dubbio che in qualche caso sono state soltanto rivolte per la fame, per il pane e così via, ma certo. Peraltro anche la rivoluzione francese, se non ci fosse stata la carestia nell'88, nell'89 e i prezzi alti del pane, le campagne francesi non so se avrebbero agito come hanno agito. E ci sono anche i casi, ma mi pare che questo vostro friulano sia particolarmente vistoso, in cui si vede che i nobili, anche perché mi sembra che questa grande nobiltà friulana, come i Savorgnan, sia una nobiltà che ha un potere tale, veramente, la patria del Friuli vede queste casate nobiliari che in altre zone d'Italia sono state spezzate e spazzate via, e invece qua sono fortissime. Allora certo, in quel caso lì mi sembra, da quel niente che ne so, che davvero si vedono i Savorgnan che manovrano, ma in altri casi no. In altri casi è evidentissimo che non c'è la manovra o che può intervenire parzialmente, perché poi è tutto molto complesso. La Jacquerie francese, la prima di queste grandi rivolte, estate del 58, nasce nelle campagne francesi in un momento di crisi drammatica, per capirci, guerra dei 100 anni. È all'inizio, che durerà 100 anni, loro non lo sapevano per loro fortuna, ma è all'inizio e sta già andando malissimo per i francesi, i quali perdono grandi battaglie, e nel 56 ne hanno persa una a Poitiers così disastrosamente che il re di Francia è stato catturato dagli inglesi, portato prigioniero a Londra, dove peraltro lo trattano benissimo, e adesso il buon popolo di Francia deve raccogliere i soldi per il riscatto da pagare agli inglesi perché ci ridiano il nostro re. È in quel contesto che tra i contadini della Francia del Nord a un certo punto comincia a diffondersi fulmineamente la parola d'ordine: ma perché dobbiamo continuare a obbedire ai nobili, pagare i diritti signorili, accettare che siano loro a comandare,
quando loro la loro parte non la fanno. Perché voi capite che a quei contadini, come in tutta Europa, hanno raccontato per generazioni che nella società ognuno deve fare la sua parte e ognuno ha ricevuto da Dio un compito. E i preti hanno ricevuto il compito più importante di tutti: pregare, battezzare i bambini, amministrare i sacramenti, insegnare alla gente come fare a salvarsi l'anima. È la cosa più importante di tutte ed è per questo che non lavorano e che il popolo li mantiene, gli ecclesiastici. E i nobili hanno ricevuto anche loro un compito importantissimo: governare, ma soprattutto difendere il regno, perché quella è un'epoca in cui la guerra la fanno i nobili, perché si fa a cavallo, in armatura, costa molto, bisogna aver cominciato ad allenarsi fin da bambini e quindi la fanno i nobili la guerra. E per questo noi li ubbidiamo e li manteniamo pagando i diritti signorili, gli affitti delle terre, perché loro hanno il compito di difenderci. Dopodiché ai contadini, cioè il 90% della popolazione, da generazioni si diceva: e voi avete il lavoro più duro, lo sappiamo, lo sappiamo che voi siete quelli che faticano più di tutti, però abbiate pazienza, ma così deve essere, perché una società funzioni in modo armonioso, ognuno deve fare la sua parte. E guardate che Dio lo sa che siamo tutti uguali, e lassù sarete uguali anche voi naturalmente. Qua purtroppo vi tocca lavorare, ma voi capite, ognuno fa la sua parte. E nell'estate del 1358 di colpo i contadini della Francia del Nord cominciano a dirsi: ma non è mica vero, i nobili non la fanno la loro parte, stiamo perdendo disastrosamente, vengono sconfitti ogni volta che incontrano il nemico. E allora a cosa servono? Non servono a niente i nobili. Noi contadini si capisce benissimo a cosa serviamo nell'organizzazione della società. I mercanti, gli artigiani, tutti fanno un lavoro utile. Nelle cronache non se ne parla, ma credo che si siano anche detti: e anche i sacerdoti fanno un lavoro utile, accidenti, ci vogliamo andare in paradiso, e come? Ma i nobili signori non si capisce a cosa servono. Poi certo, essendo gente, come diceva il Gabotto, un po' rozza e ingenua, avendo identificato il problema, identificano anche la soluzione in modo un po' semplicistico. Se i nobili cavalieri non servono a niente, ammazziamoli tutti e vivremo molto meglio. Però fin lì vogliono questo, hanno in mente questo e hanno le idee chiarissime in realtà. Poi combinazione vuole che la città di Parigi in quel momento abbia un peso politico notevole, è un comune organizzato. La faccio lunga, ma bisogna capire i dettagli per vedere queste interazioni, ma poi finisco rapidamente. Non dovete pensare a un comune francese dell'epoca come i comuni italiani, come Firenze, che erano diventati indipendenti, erano stati indipendenti. Un comune francese obbedisce sempre al re. Però Parigi è una grande metropoli, ricca, popolosissima, e il re non c'è, è prigioniero in Inghilterra. Certo che c'è una reggenza, ma in quei casi lì il potere della reggenza è discutibile. E in quel momento certo che il prevosto dei mercanti, cioè il sindaco, diremmo noi, di Parigi, Etienne Marcel, pensa che la città di Parigi possa giocare un ruolo importante in quel momento. E quando viene a sapere che i contadini si sono ribellati, il comune di Parigi deve decidere: noi cosa facciamo? Li sosteniamo? Sì, li sosteniamo, perché abbiamo il nostro interesse in questo momento, nel caos, nelle campagne. Allora lì sì, certo che c'è l'inizio di una strumentalizzazione, per questo si alleano con le bande contadine, certo. Però è chiarissimo che il movimento è nato invece con una diagnosi lucida, diciamo così, delle cose che per come funziona il nostro mondo non ci piacciono e vogliamo a modo nostro cambiare. Oddio, ecco. Allora, dentro questa grande scatola delle rivolte popolari c'è molte cose molto diverse fra di loro, ci sono delle ragioni molto diverse. Non voglio dire che come ogni partita di calcio ha una storia a sé, però ogni rivolta ha le sue peculiarità. I Vespri siciliani avevano un problema politico preciso,
la guerra dei contadini del 1525 aveva un problema religioso, eccetera. Ma in tutto questo le donne, perché voglio dire, le donne non solo come vittime, perché ci sono delle descrizioni raccapriccianti di quello che succede in Francia. C'è una castellana incinta che vede suo marito messo allo spiedo e viene stuprata e poi viene anche obbligata a mangiare un pezzettino di questo. Sì, io vorrei sapere... Ti posso interrompere un secondo mentre hai appunto agghiacciato l'uditorio con questa cosa? Naturalmente di ciò che succede durante la rivolta dei contadini, come di tutto il resto, noi siamo informati innanzitutto dalle cronache dell'epoca, cioè dal fatto che, essendo accaduta questa cosa, un certo numero di persone, per lo più ecclesiastici, si mettono al loro tavolo e dicono: adesso raccontiamo cosa è successo. Questo dettaglio qui sta in una cronaca scritta in Inghilterra molti anni dopo da uno che non c'era, ma che aveva ben chiara una cosa: è stata una cosa orribile questa rivolta dei contadini, come sempre del resto quando il popolo si rivolta è una cosa orribile. Quindi io proprio la mano sul fuoco che quello specifico episodio sia accaduto così non ce la metterei, ma però è sicuro effettivamente che i contadini avevano deciso di ammazzarli tutti, i nobili, senza discriminare tra uomini, donne e bambini. Questo effettivamente viene confermato da tutti. E mettersi vestiti delle castellane, per esempio. Allora io vorrei sapere se, a parte vittime, nelle rivolte, siccome tu sei uno storico anche militare, anche se secondo me tu non lo dici tanto, però è visibile questo tuo interesse specifico per le battaglie. Io vorrei sapere se le donne partecipavano, perché per esempio la rivolta di Baiamonte Tiepolo viene sventata grazie a una popolana che tira un vaso di fiori in testa a quello che portava il vessillo. Quindi tu mi insegni, quando cade il vessillo scoppia il caos, e lì è successo questo a Rialto, che è poi la scena del grande dittatore quando Paulette Goddard dà la padellata in testa ai nazisti che attaccano il suo barbiere sosia di Hitler. Allora le donne, perché mi domando questa assenza, lo so che nelle cronache non ci saranno, ma tu cosa pensi? Ma guarda, io penso che, al di là del fatto che appunto noi adesso cerchiamo di dare delle risposte generali a un insieme di vicende molteplici, variegate, diversissime e così via, però in generale io penso che se le cronache non parlano della presenza di donne, dunque voi capite in cosa consiste la rivolta. Possono essere diverse, perché in certi casi la scala è appunto un pezzo di regno o un intero regno, come nella rivolta inglese del 1381. L'Inghilterra è piccola, la Francia è enorme in confronto, oppure in una sola città. La rivolta dei Ciompi avviene nella città di Firenze, che è uno stato a sé stante, ma neanche nelle campagne circostanti, la città proprio soltanto, quindi orizzonti diversissimi. Però la rivolta consiste, nel caso francese e nel caso inglese, dove sono rivolte di campagna, nel fatto che in alcuni villaggi scoppia questa scintilla e poi rapidissimamente si diffonde la notizia, e quelli che per primi hanno aggredito e ammazzato il loro signore in Francia, oppure in Inghilterra l'obiettivo è diverso. In Inghilterra l'obiettivo non è di abbattere la signoria in quanto tale, ma di colpire il governo del re, non il re per carità, perché lui è messo lì da Dio ed è una figura sacra, ma si sa. Ecco, una cosa che vi dovrebbe risuonare facile, anche questa vi farà ricordare qualche cosa. Lui non ne ha colpe, non lo sa cosa fanno i suoi gerarchi, i suoi subalterni e così via. No? Ecco, questa è un'illusione frequentissima nell'umanità, e c'era anche allora. Ma in Inghilterra l'idea è che i ministri del re sono corrotti, amministrano male la giustizia, sempre a danno dei poveri. All'inizio è proprio questa cosa, la giustizia. Sono i giudici del re e i giurati dei tribunali, che sono sempre le persone più ricche e più ammanicate della contea, che vengono chiamate a fare i giurati. Mentre in Francia i contadini si dicono ammazziamo tutti i nobili, in Inghilterra si dicono giustiziamo
non li aggrediscono ammazzandoli sul posto, li catturano e poi li decapitano come si prevede per legge per i colpevoli di alto tradimento, perché nella rivolta inglese il popolo è convinto di rappresentare legalmente il regno e che sono quelli che noi stiamo ammazzando, i traditori del regno e del re, per cui gli tagliano la testa con tutte le formalità. A chi? A tutti i giudici che riescono ad acchiappare, agli avvocati, agli studenti di legge, perché pure loro diventeranno in futuro dei giudici corrotti. Allora questo movimento comincia, si allarga e quindi la massa dei rivoltosi lascia le proprie case, lascia i propri villaggi e per andare a fare la stessa cosa in altri luoghi o in Inghilterra per dirigersi verso Londra, dove c'è il re con i suoi consiglieri. Il re che ha 14 anni, che si chiude nella torre di Londra e deve decidere cosa fare. Ora, mentre invece nel caso di Firenze la rivolta avviene nelle strade, nelle piazze della città. È il popolo che scende in piazza, disorganizzato quando scendono in piazza gli operai del tessile, perché loro non hanno diritto di organizzarsi, e quando invece scendono in piazza tutti gli altri del popolo, gli artigiani, i negozianti, i muratori, i fabbriferrai, i macellai, che devono decidere con chi stare, se stare col governo o stare con i poveri che si ribellano, e la decisione che prenderanno loro deciderà come va a finire. All'inizio appoggiano i rivoltosi, poi invece si dicono ma a noi macellai ci conviene stare con gli operai, no, ci conviene stare col governo, ecco. Ma anche lì, e invece tutti questi scendono in piazza organizzati e armati, perché le corporazioni cittadine, così come i quartieri e le parrocchie, prevedono appunto delle forme di organizzazione di milizia. Allora, almeno nel caso di Firenze, è evidente che quando si scende in piazza organizzati sono tutti maschi. Nel caso dei movimenti contadini in Francia e in Inghilterra la cosa è meno ovvia e io non mi sentirei di dire che abbiano detto le donne non le vogliamo. Però per come era fatta quella gente, per come vedeva il mondo quella gente, io tenderei a pensare che gli sembrasse naturale che se si va fuori in tanti a esercitare violenza e a rischiare la pelle, è ovvio che è una cosa che fanno gli uomini e che le donne restano a casa. A me, per come li conosco, mi sembrerebbe ovvio e certo che a noi viene da dire attenzione però, ma non sono i nostri paraocchi ideologici, però se tu studi come io ho studiato, perché mi occupo di storia militare per l'appunto, ora io vi assicuro che scrivendo un libro sulla battaglia di Waterloo o scrivendo un libro sulla battaglia di Caporetto, certo che qualche donna la incontri, perché essendo il mondo anche allora fatto per metà di donne, ma in realtà la vicenda militare in sé ci sono solo uomini in scena, non c'è niente da fare, esclusivamente uomini, milioni di uomini maschi, tutti solo maschi. Per cui ecco, se io dovessi dire, mi sentirei di pensare come probabile che queste masse di rivoltosi, armati e violenti, che quindi facevano qualcosa che si dava per scontato, che rientra nelle competenze dei maschi e non nelle competenze delle femmine, per come ragionavano loro, non mi stupisco, ecco, che i cronisti non parlino, se non magari per un episodio occasionale, appunto. Certo, le donne anche lì erano metà degli esseri umani che vivevano e si agitavano in quel mondo e quindi ovviamente c'erano, ma nel momento dell'esercizio della violenza non mi stupirei se le donne fossero state poco presenti. Certo, uno potrebbe dire, ma è il pregiudizio del cronista che non le vuol vedere. Sì, però quando invece l'uomo che se ne sta al suo scrittoio a scrivere non è un cronista, ma è un romanziere o un autore di novelle, allora guarda caso metà dei personaggi sono donne. Non gli viene in mente neanche lontanamente di dire vabbè sono donne, non interessano, parliamo di uomini. E quindi io ripeto che tenderei, dovendo decidere, a propendere per l'idea che in effetti le donne fossero in linea di massima poco coinvolte, ma non perché non ci credessero, ma perché è il marito che prende l'ascia e dice vado con loro, ecco, me lo immagino più facilmente così, il che non vuol dire che abbia ragione naturalmente, ecco, però dovendo scegliere.
Sì, troviamo le donne più facilmente in quel, come potremmo dire, in quell'innesco di rivolte popolari che sono le rivolte per il pane, no? Spesso troviamo queste donne che assaltano i forni, eccetera. Lì c'è anche, come si può dire, una certa letteratura, una certa storiografia encomiastica che dice sì, perché le donne guardano le cose concrete, badano alle cose concrete e alla famiglia. Però è evidente che c'è una qualche, come potremmo dire, la dico in maniera molto grezza, divisione del lavoro, ecco, all'interno. Infatti, scusami, Andrea, ti interrompo perché mi hai fatto ricordare una cosa. Certo, divisione del lavoro. Se invece di parlare di rivolte di contadini medievali andiamo a vedere quelle che alla classe dirigente e alla borghesia apparivano ugualmente rivolte, gli scioperi di fine Ottocento e di inizio Novecento, le battaglie per le 8 ore, e lì sì che ci sono le donne, certo che ci sono, ma perché in quel mondo lì ci sono fabbriche piene di operaie che si muovono organizzate. Le 8 ore in Italia, il primo movimento di lavoratori che ha ottenuto le 8 ore in Italia è stato a Vercelli all'inizio del Novecento, il movimento delle mondine, ma perché lì la forza lavoro era una forza lavoro femminile e ovviamente anche gli organizzatori, chi voleva organizzare, i sindacalisti e così via, si rivolgevano a una manodopera femminile. E allora lì sì, certo che vedi le donne, le vedi e come protagoniste. E se leggi i giornali dell'epoca ti dicono, certo, quando la cavalleria voleva caricare, le donne si sono buttate fra le zampe dei cavalli e la cavalleria non ha caricato. Certo che sì, certo, ma perché appunto in quel mondo lì le donne sono ormai protagoniste anche nel mondo del lavoro subalterno, del lavoro salariato organizzato, ecco appunto. Vorrei tornare all'aspetto, tra virgolette, militare. A volte le cronache danno una descrizione, come potremmo dire, molto paternalista delle rivolte popolari dal punto di vista, diciamo, proprio della stretta tattica militare o delle azioni militari. E questo è un po' un cortocircuito, perché dopo gli stessi contadini sono quelli che formano le fanterie degli eserciti, dei nuovi eserciti, e che vengono mandati questa volta sì al macello nelle guerre organizzate. Allora c'è, come potremmo dire, uno spirito guerriero che in realtà dai ceti superiori percola verso le classi popolari, è un che non sia solo scoppio di violenza. In queste rivolte troviamo delle rivolte militarmente organizzate in cui uno dice, caspita, ma questi sapevano effettivamente dove andare a parare e cosa fare. Ma in effetti non tanto. Allora, mettiamola così. Vi dicevo che l'ideologia ufficiale nei secoli centrali del Medioevo, cioè il modo in cui si insegna alla gente come va il mondo, ecco, prevede la divisione dei compiti e che la guerra la fanno i nobili. Ora, non c'è alcun dubbio che il nobile che andava in guerra cercava di portarsi dietro anche servitori e contadini della sua signoria. Anzi, nei rapporti fra i signori e i sudditi della loro signoria, quando i sudditi cominciano ad avere un potere negoziale, scusate, mi accorgo che do per scontate troppe cose, il signore di un castello comanda, gestisce il potere, mantiene l'ordine pubblico e ha una serie di diritti su tutti gli abitanti della zona. All'inizio tutto questo deve essere nato in modo abbastanza spiccio e violento e questi poteri sono imposti con la forza. Ma alla fine del Medioevo non è più così. Alla fine del Medioevo sono contrattati. Alla fine del Medioevo ovunque il signore che in un luogo esercita un'autorità ha negoziato con i contadini una serie di accordi, una serie di concessioni. Da voi pretendo questo, questo e questo. Invece quell'altra cosa non la pretendo più. Prima la pretendevo, ma adesso basta. Il fatto che quando il signore va in guerra i contadini debbano seguirlo o fornirgli un certo contingente c'è sempre effettivamente. Quindi è chiaro che un minimo di partecipazione la facevano anche loro. Quando si dice che sono i nobili che fanno la guerra, si intende che le battaglie le vince la cavalleria, però
La massa di uomini a piedi serve per tante cose, ma anche per montare le tende, per cucinare il rancio, per saccheggiare nelle zone nemiche occupate e così via, ma la battaglia la vince chi ha più cavalieri in linea di massima. Allora quello che succede è che in questi movimenti di massa dei contadini francesi e inglesi, loro sono bene o male armati, certo, ma anche perché basta una falce, un falcetto, un'ascia, quello ce l'hanno a casa tutti. Sono bene o male armati, sono pronti a esercitare la violenza, ma nei momenti in cui si rendono conto che qui c'è da combattere davvero, ecco, in Francia a un certo momento gli Jacques, come dicono le cronache, i ribelli, migliaia di contadini, si rendono conto che i nobili si stanno organizzando e che presto incontreranno un contingente di nobili armati a cavallo, gente che la guerra la sa fare. A questo punto le cronache concordemente dicono: hanno preso il comando dei contadini il tale che era un frate dei cavalieri, dei monaci cavalieri dell'ospedale. Sapete che c'erano questi ordini militari come i templari nel Medioevo, e quindi era uno che la guerra la sapeva fare, e poi un certo Cal, il quale aveva fatto la guerra e quindi sapeva. I cronisti insistono sul fatto che i contadini, sapendo che domani dovremo combattere, cercano qualcuno che sappia come si fa la guerra, lo trovano, anche perché noi diciamo sempre per semplificare contadini, ma è una società relativamente complessa anche quella, e in tanti casi anche il piccolo nobile locale può decidere di unirsi al resto del villaggio e andare a Londra con loro. In certi casi anche il parroco ci va, anzi magari li incita anche ad andarci, e quindi non è difficile trovare qualcuno. Però è chiarissima l'idea: la massa contadina, se non avesse trovato qualcuno che l'esperienza della guerra ce l'aveva, non avrebbe saputo da che parte cominciare. Ecco, perché lì non si tratta di menare semplicemente, si tratta di organizzarsi, schierarsi, scegliere il terreno, sapere, dividersi in gruppi in modo che c'è una prima linea e una riserva. Tutte queste cose i nobili le hanno respirate fin da bambini, mentre invece l'impressione è che i contadini effettivamente questi aspetti dell'arte della guerra non li conoscono. Sì, è tutto vero, tranne una certa Giovanna d'Arco. Infatti Giovanna d'Arco è un personaggio assolutamente eccezionale, incredibile, inspiegabile, di fronte a cui devo dire che io capisco benissimo che quando è arrivata alla corte del Delfino di Francia, dicendo mi manda Dio per salvare la Francia, datemi il comando dell'esercito, io da un lato capisco benissimo che essendo gente normale anche loro, qualcuno abbia detto ma questa è una matta, e qualcun altro abbia detto perlomeno verifichiamo, però che dopo una serie di esami e di verifiche abbiano finito per dire no, stiamo assistendo a un miracolo, questa qui la manda davvero Dio. Ecco, io devo dire che li capisco perfettamente, perché mentre prima ho detto, e non lo rinnego, che in linea di massima, ecco, giugo in linea di massima, per fare la guerra a quel modo bisognava aver cominciato da bambini, e del resto un proverbio medievale, un proverbio della cavalleria medievale dice: chi è arrivato a 8 anni senza essere salito a cavallo è buono solo per fare il prete. E invece Giovanna effettivamente è una cosa per noi inspiegabile. La ragazzina che si sia convinta che Dio la mandava a salvare il regno di Francia, questo va benissimo, era pieno di persone che si mettevano in testa questa convinzione all'epoca, soprattutto donne in questo caso, devo dire, effettivamente molto di più le donne che non gli uomini, questi fenomeni di persone che erano convinte di avere una missione, di avere una linea diretta con Dio o con la Madonna, e che avevano una forza di far accettare questa cosa, no? Perché poi quella società sapeva benissimo che ci sono le matte che bisogna rimandare a casa a calci nel sedere, sapeva benissimo che ci sono le truffatrici che bisogna identificare e spiegargli che non devono continuare, ma era anche convinta quella società che invece ogni tanto Dio davvero parla a una ragazzina e la incarica di una missione. Nel caso di Giovanna, devo dire, ripeto, il fatto che la ragazzina di 17 anni non solo monta a cavallo,
ma un cavallo da guerra. Voi sapete cos'è un cavallo da guerra, naturalmente, È uno stallone maschio non castrato che è abituato a galoppare in mezzo al frastuono, al rumore, alle urla, alle trombe, in mezzo a una marea di altri cavalli, con addosso i 100 kg di un uomo in armatura, e non si spaventa, non si imbizzarrisce, ma va dentro, ecco, e se si scontra con un altro cavallo lo morde probabilmente. La ragazzina impara a montare un cavallo così, impara a mettersi addosso l'armatura, gliela fabbricano apposta della sua misura, e comanda l'esercito in battaglia. Allora, questa cosa qui è successa indiscutibilmente. Come dire, io non ci vedo la prova che anche i contadini, anche le donne sapevano fare la guerra benissimo, ecco. Ci vedo la prova che nella storia umana può veramente succedere di tutto e non dobbiamo stupirci di niente, però io continuo a considerarlo un fenomeno veramente inspiegabile, se non con l'incredibile forza che in quel mondo le ragazze convinte che Dio gli parlasse potevano avere. In altre epoche, in altri mondi, ci sono ragazze che ricavano un'incredibile forza di un altro contesto, no? Con altre spiegazioni e così via. È l'unica cosa che mi sento di dire. Dopodiché ti ho interrotta, ma hai menzionato Giovanna e bisognava, come dire, approfondire. No, è l'ultima domanda. Io quando ho detto è stata un'idea tua di fare un dialogo, e io ho detto sì, e mi sono tremate le vene al polso, e per fortuna è arrivato Andrea che è qui con me, con mio enorme sollievo. Il patto era che non ti facessi delle domande non answerabili, cioè adesso entrerà anche questo neologismo nel dizionario Treccani, cioè non ti chiederò cosa pensi della fame nel mondo, perché non hai preso una posizione su questa cosa, però ti chiedo che cos'è la storia. Però visto che ci sono questo lunghissimo periodo di rivolte popolari, e se uno le prende in senso lato, anche Spartaco è una rivolta popolare, la terza guerra servile, 71 a.C., e questa cosa si ripete. E sono molto diverse, ma sono anche molto simili, sono molto locali, ma in certi casi si espandono. Allora, nella natura umana c'è questa cosa delle rivolte popolari? Voi capite, discutere su cos'è la natura umana non è facile, ma noi storici siamo costretti in qualche misura a chiedercelo, perché, come dire, noi siamo presi fra due pressioni contrastanti. Da un lato, studiando la storia, noi ci accorgiamo di come erano diverse le persone del passato. In ogni epoca ci sono modi di comportarsi e modi di ragionare, valori diversi rispetto alle altre epoche e rispetto alla nostra, naturalmente. Le cose che oggi si possono o non si possono fare in pubblico, le cose che si possono o non si possono dire, sono diversissime rispetto a ciò che si poteva o non si poteva fare in passato. E per noi è forte la tentazione di dire: ma questa è la cosa interessante, è questo innanzitutto che dobbiamo andare a cercare, come la gente dell'antichità o del Medioevo o del XVI secolo era diversa da noi. Io quando ho cominciato a fare lo storico da ragazzo ero convintissimo che fosse solo questa la cosa interessante. Il passato è un mondo abitato da gente diversa. In realtà poi, facendo questo lavoro per 40 anni e anche di più, mi sono convinto che questa è solo una parte della faccenda. Certo, ripeto, questa diversità è un dato di fatto, è una diversità nelle teste delle persone e nasce da quello che ti viene insegnato. Ai bambini si insegnano cose diverse a seconda delle epoche, i bambini imparano cosa si può fare e cosa non si può fare. È una cosa banalissima che noi vediamo tutti i giorni, Per un ragazzo di oggi mettersi gli orecchini è una cosa normalissima che si può fare, ma 30 anni fa sarebbe stata una cosa straordinariamente rivoluzionaria, riservata a pochissimi sovversivi. Allora,
Questo è ciò che c'è nella testa della gente e varia a seconda delle epoche. Però i nostri comportamenti non sono dettati soltanto da cose che ci hanno insegnato, da valori, da idee precise, sono dettate anche dall'impulso, dall'istinto, da pulsioni che ci portiamo dentro. E le pulsioni che ci portiamo dentro, io ho il forte sospetto che non siano mai cambiate dal tempo di Neanderthal a oggi. Poi la civiltà è fatta per moderarle le nostre pulsioni, la civiltà è fatta per insegnarci, sì, appunto, moderarle. Oggi la nostra civiltà ci dice: quando litighi con qualcuno, anche se ti sta molto antipatico, non gli devi spaccare la testa, non lo devi ammazzare. Al tempo dei Longobardi la civiltà non diceva mica questo, però c'era anche allora. Al tempo dei Longobardi la civiltà ti diceva: quando ammazzi qualcuno che ti stava molto antipatico, sappi che dovrai pagare un risarcimento alla sua famiglia per ristabilire la pace e l'onore di tutti. Ma in ogni caso, e queste sono appunto le differenze di ciò che è consapevolezza nostra, di cosa si può fare o no. Uccidere qualcuno per noi oggi è una soglia tale, a meno che uno non sia un pilota da guerra di un esercito impegnato naturalmente, perché allora diventa tutto diverso. Ma uccidere qualcuno con le proprie mani per noi oggi è terrificante. Noi faremmo fatica a stringere la mano a qualcuno di cui sappiamo che ha ucciso qualcuno con le sue mani. Ma per un principe del Rinascimento ammazzare qualcuno con le proprie mani era una totale banalità che non stupiva nessuno e non induceva nessuno a guardarla male, quella persona lì, figuriamoci. Dopodiché, appunto, le pulsioni, io a occhio e croce tenderei a pensare che non cambiano e che noi siamo sempre ancora la stessa bestia nel profondo. Quindi noi siamo il frutto di questa dialettica, pulsioni animali o comunque pulsioni che ci portiamo dentro e cultura o civiltà. Ora noi siamo animali che vivono in branco e tutti gli animali che vivono in branco conoscono e rispettano una gerarchia e obbediscono a un capo, tranne quando il capo viene rovesciato da qualcuno, perché allora ci si mette tutti insieme per divorarlo. Ecco. Al di là di questo, io penso che dentro noi esseri umani ci sia una spinta molto forte ad accettare l'ordine costituito, a crederci, a credere che se il mondo è fatto così ci sono dei motivi e non sei tu che devi andare a metterli in discussione, anche le disuguaglianze, anche il potere. Io credo che questa sia una spinta sempre presente e forte nell'animo umano. È meglio che le cose non cambino, quelli che vorrebbero cambiare tutto sono gente pericolosa, finirà male. L'identificazione col capo, il piacere di ubbidire al capo, il piacere di vederlo comandare e di sapere qual è il proprio posto. Io credo che queste cose siano spinte fortissime nell'animo umano. Al tempo stesso ci sono una serie di interessi che possono a un certo punto invece farti trovare su un crinale e farti pensare: no, ma invece no, adesso basta, adesso non ubbidisco più, adesso non rispetto più l'ordine costituito, adesso protesto, adesso contesto, adesso faccio la rivoluzione. No, è un modo molto semplicistico, come vedete, di vedere la cosa, però credo che ci sia qualcosa di vero. Quindi ciò che è interessante quando scoppiano le rivolte, alcune delle quali poi diventano rivoluzioni, ma anche quelli che hanno fatto le rivolte volevano fare la rivoluzione, semplicemente non ci sono riusciti, in molti casi, in altri volevano soltanto il pane a basso prezzo, chiaro. Quando scoppiano queste, una delle cose interessanti per noi che le studiamo è proprio di capire cos'è che in quel momento ha spinto quella gente a superare un crinale fortissimo e a dire: per 20 generazioni i miei avi hanno obbedito al Signore, io fino a ieri ho obbedito al Signore e invece adesso non solo non gli obbedisco più, lo ammazzo. Al posto del Signore mettici lo zar, mettici il padrone, mettici il re, mettici chi vuoi, ma è sempre un crinale difficilissimo da superare e poi una volta che l'hai superato non ti fermi più invece, non c'è più nessun limite. Ecco, io penso che sia questo il nocciolo della questione, no? Allora, riprendo le tue parole e chiudiamo su questo. Invece delle 20 generazioni ci si può anche ribellare dopo 20 anni che non hai potuto esprimere il tuo parere perché su c'era qualcuno che te lo impediva. E qui ti vorrei portare al secondo moto di popolo
che c'è stato in Friuli molto forte, cioè la Resistenza. Naturalmente le componenti ideologiche, psicologiche, politiche sono molteplici, ma tu pensi di poter individuare, sono curioso di sentire cosa dici, anche, come si può dire, una matrice di rivolta popolare in quel processo, in quel fatto? Ma sai, dunque, la Resistenza ovviamente è un movimento che noi conosciamo molto meglio di quanto non conosciamo la Jacquerie o la rivolta dei Ciompi, e quindi ne possiamo apprezzare meglio anche l'enorme varietà interna, no? Ecco. La Resistenza ha avuto una serie di motivazioni. Intanto la Resistenza è stata, appunto, come oggi ormai è chiarissimo, una guerra civile, perché una parte dell'Italia ha deciso con assoluta chiarezza che bisognava stare da quella parte lì e combattere e rischiare la vita, se non peggio, per abbattere il nazifascismo. Un'altra parte dell'Italia, minoritaria ma non irrilevante, ha continuato a pensare che invece il duce e il fascismo erano la risposta, erano il futuro dell'Italia e ha voluto combattere per salvarli. E un'altra grossa parte dell'Italia, come sempre avviene inevitabilmente, in Italia come credo in qualunque altro paese, è rimasta a vedere dicendo ma vediamo un po' cosa succede, con più simpatia per una parte che per l'altra, però magari senza volersi impegnare fino in fondo. Quindi già questo, già il fatto che si tratti di una guerra civile che spacca il paese mostra la complessità di qualunque discorso sulla Resistenza. Notate che è solo dagli anni 90 che noi parliamo tranquillamente di guerra civile, perché prima per qualche decennio sembrava che a parlare di guerra civile si desse troppo peso all'esistenza dei fascisti, all'esistenza di una parte d'Italia che stava con loro, sembrava brutto sottolineare quella cosa, no? Ma se poi invece uno va a vedere cosa scrivevano i partigiani durante la Resistenza, parlavano di guerra civile tranquillamente, se ne parla nel diario di Adagobetti, tutte le cose scritte in quelle, loro sapevano che stavano combattendo una guerra civile contro i fascisti e non solo contro i tedeschi. È anche chiarissimo che si tratta di un movimento, la Resistenza, del tutto trasversale, a cui partecipano braccianti e operai fortemente sindacalizzati e organizzati dai comunisti e ufficiali di nobile famiglia fedelissimi al re, quindi, e con tutte le posizioni intermedie possibili e immaginabili. Quindi è un pezzo del tutto trasversale del paese che fa la Resistenza. E questo anche a livello regionale. Io non conosco il Friuli naturalmente, ma soltanto in Piemonte uno trova nel biellese zona industrializzata, formazioni garibaldine che reclutano operai comunisti sindacalizzati che fanno la guerra in modo particolarmente sanguinario peraltro e che indubbiamente sperano che alla fine ci sarà anche la rivoluzione e non soltanto la vittoria contro i nazifascisti, ma si farà anche una bella rivoluzione e si farà il comunismo, non c'è dubbio. Così come ci sono già sempre in quella singola regione che è il Piemonte le formazioni di origine militare nate dagli alpini sbandati, ci sono valli intere dove chi comanda sono sottufficiali degli alpini, i quali, è uno dei miei preferiti fra i comandanti partigiani piemontesi, Maggiorino Marcellin, maestro di sci e sergente del terzo alpini, il quale organizza dei reparti straordinariamente efficienti, controlla intere vallate a lungo, cattura prigionieri tedeschi e quando fa uno scambio e gli arriva l'ufficiale tedesco al comando della sua brigata partigiana per fare lo scambio, lo fa ricevere dagli alpini che gli fanno il saluto e quando il tedesco, che non capisce niente ovviamente, gli dice: ma voi chi siete? Siete dei comunisti? E Marcellin risponde: noi siamo il terzo alpini. Questo è il nostro paese, questa è casa nostra e stiamo difendendo casa nostra da voi altri invasori stranieri. E dunque c'è di tutto. E quindi anche le motivazioni evidentemente possono essere diversissime. Quello che mi sembra non ci sia tanto, ma perché la Resistenza davvero è una cosa, per carità, se uno legge i diari, specialmente di quelli che facevano l'appoggio rischiando la pelle anche loro, però stando fuori, come le donne per esempio, come Adagobetti proprio, no? Che faceva la spola tra Torino, le zone. Lì un po' vedi
che ci poteva anche essere una dimensione di avventura, ma la sensazione è che chi stava davvero in banda, sapendo di rischiare tutti i giorni sul serio la morte o la cattura e quindi la tortura e poi di nuovo la morte a quel punto, ecco, mi pare che manchi un po' l'aspetto carnevalesco, no? Ecco, che invece nelle rivolte popolari spesso viene fuori, appunto, il travestimento. Tu citavi quelle che avendo saccheggiato il castello si vestono con gli abiti delle nobili signore e il fatto che spesso appunto questi movimenti scoppiano in un momento in cui c'è già una forte eccitazione collettiva e la gente tutta in strada, anche molti ubriachi probabilmente, e un senso che sta succedendo qualcosa, carnevale, no? Per l'appunto. Nella Resistenza questo non mi sembra di averlo mai visto tanto. Dopodiché il senso di un movimento del popolo è, in senso sociale, c'è come c'è invece il senso della nazione. Ecco, sono due motivazioni che possono essere benissimo compresenti oppure anche separate. Bella Ciao esprime fortemente il senso: noi stiamo qui, siamo gli italiani che combattono contro l'invasore straniero, no? È solo un pezzo della resistenza. Io credo che appunto i nobili ufficiali, che sono di nuovo fra i personaggi che io amo di più, nelle mie zone in Piemonte, un comandante partigiano leggendario, il cui soprannome era Campana, e il suo nome verrà poi dato a Torino a un palazzo dove risiedeva la facoltà di lettere, e nel 67 l'occupazione di Palazzo Campana a Torino sarà un momento leggendario che dà il via a quello che noi chiamiamo il 68. Ora, il comandante Campana, catturato e impiccato dai tedeschi nell'agosto del 44 al balcone del municipio di Giaveno, era il marchese Cordero di Pamparato, ufficiale in servizio permanente effettivo, medaglia d'oro in Africa. Lui non credo che sentisse di partecipare a un movimento popolare, era un ufficiale italiano che aveva deciso che quella era una guerra italiana e del re anche, magari, no? Ecco. Mentre invece sono convinto che un operaio di fabbrica che andava con i garibaldini sentiva che invece era la sua classe sociale quella che in quel momento si stava mobilitando. Bene, allora fatemi ringraziare qualcuno. Innanzitutto i volontari sia dell'Università Popolare che dell'Università degli Studi di Udine, che hanno permesso col loro lavoro questo incontro. Tutti coloro che stanno lavorando, perché mentre noi parliamo di mascheramenti c'è gente che lavora, cioè è giusto ricordarli sempre. Io cerco di farlo sempre ogni qualvolta è possibile. Naturalmente l'Università Popolare e l'Università di Udine, che assieme hanno reso possibile questo, e il contributo del Comune di Udine, l'adozione di Fantoni SPA, Francesca Medioli, forse dimentico qualcuno, Alessandro Barbero.